Arrestato questa mattina a Marghera Matteo Politi, il falso chirurgo estetico dei VIP con la terza media, scoperta la truffa, era stato condannato in Romania, operava da 15 anni. Dopo 4 giorni di ricerche è stato recuperato ieri sera intorno alle 20:30 il corpo di Andrei Boichenko, il ventenne di Mestre, scomparso venerdì pomeriggio nel lago Morto a Vittorio Veneto. Migranti, il presidente della regione Luca Zaia parla di una situazione che sta diventando inquietante. 9.000 le persone arrivate in Veneto con l'ultimo flusso migratorio. Dov'è l'Europa? Si chiede il governatore. Ammontano a circa 30 milioni gli interventi che il comune sta mettendo a gara o sta eseguendo solo per il ripristino delle rive maggiormente danneggiate, ma servono altri finanziamenti. Commercio abusivo, blitz al Lido di Venezia, sequestrati 100 ombrelloni, asciugamani e brandine, sanzionati 2 venditori, 10.000 euro di multa. L'anticiclone subtropicale africano sta raggiungendo l'apice in questi giorni anche a Venezia. L'allarme climatico per lo stato di disagio psicofisico è stato prolungato fino al 24 agosto. Tutto esaurito negli alberghi durante la mostra del cinema, anche in centro storico si fatica a trovare posto. Con la mostra la regata storica inizia un periodo di altissima stagione in laguna. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dei nostri titoli in apertura, in primo piano la cronaca. Non era a Hong Kong ma a Marghera. I carabinieri hanno arrestato Matteo Politi, il 43enne mestrino che si fingeva finto chirurgo plastico. Sentite. Si spacciava da 15 anni per chirurgo estetico, riuscendo a ingannare centinaia di persone, tra medici e pazienti, sulla sua professionalità, quando invece possedeva solo la terza media come titolo di studio. Oggi Matteo Politi, di 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Marghera e dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per truffa e falsificazione di documenti, in relazione all'esercizio abusivo della professione medica in quel paese. Nei giorni scorsi aveva fatto credere di essere a Hong Kong, una delle città in cui esercitava, quando invece lavorava tranquillamente in una struttura alberghiera di Mestre. Il mandato di arresto europeo eseguito oggi è stato emesso in Romania, dove, secondo la magistratura, tra marzo e dicembre 2018 Politi si sarebbe finto medico, inducendo in errore 9 vittime riguardo alla sua qualità di specialista in chirurgia plastica estetica, usando un nome contraffatto ed eseguendo interventi in ben 5 strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro. Era anche già stato denunciato per esercizio abusivo della professione, ma questo non l'ha fermato, mettendo in difficoltà anche un omonimo vero medico, ma estraneo alla vicenda. Politi è riuscito a farsi un nome di prestigio nel campo, in cliniche di molti paesi, vista la sua fama avvalorata anche da falsi attestati. Ma qualcosa non quadrava ai colleghi rumeni, che hanno portato alla luce la sua truffa fino all'arresto di oggi. E dopo 4 giorni di ricerche è stato recuperato ieri sera intorno alle 20:30 il corpo di Andrei Boichenko, il ventenne di Mestre, scomparso venerdì pomeriggio nel lago Morto a Vittorio Veneto. Dopo 4 giorni di instancabili ricerche da parte dei vigili del fuoco è stato recuperato intorno alle 20:30 di ieri il corpo di Andrei Boichenko, il giovane ventenne scomparso venerdì pomeriggio nel lago Morto a Vittorio Veneto. Individuato a 40 metri di profondità dagli operatori del ROV, una sorta di sottomarino a comando da remoto. Era infatti attesa per il pomeriggio la messa in azione del robot dotato di sonar per scandagliare il fondale, strumento utile dato la scarsa visibilità delle acque del lago in cui il giovane di Mestre è scivolato senza più riemergere. Una volta individuato il corpo, i sommozzatori di Venezia hanno provveduto a immergersi e recuperare la salma, che è stata caricata poi su un gommone e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto presenti medico legale e carabinieri. Cambiamo ora argomento, in primo piano l'emergenza migranti, non ci sono più spazi, la situazione rischia di diventare inquietante, l'Europa è totalmente assente. Queste le parole del presidente Luca Zaia, sentite. Siamo quasi a 9.000 unità ospitate rispetto a questo ultimo flusso migratorio, che si aggiunge ai 15.000 ucraini ospitati in Veneto, che si aggiunge alla rotta balcanica via terra che non riusciamo a quantificare. E lo dice una regione che sa che cos'è l'ospitalità. Noi stiamo ospitando, abbiamo garantito un progetto di vita di ospitalità a 550.000 migranti che ormai hanno scelto il Veneto come loro
loro nuova casa, punto. Il governatore Zaia esprime preoccupazione perché non ci sono più spazi per ospitare nuovi arrivi di migranti in Veneto e la situazione, evidenzia, rischia di diventare inquietante. Per Zaia la solidarietà va erogata in maniera seria, ma poi c'è il tema della sostenibilità che va affrontato. Siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di sostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento e siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. Dobbiamo assolutamente scongiurare tendopoli per un fatto di dignità e di insostenibilità da parte nostra, o mega assembramenti tipo Cona. Noi dobbiamo fornire in via teorica servizi al rifugiato, a colui che scappa dalla morte e dalla fame e dalle persecuzioni. Ma se questi rappresentano solo l'11% di quelli che sbarcano a Lampedusa, vuol dire che quest'anno chiuderemo un bilancio con almeno 170-180 mila persone che non sono rifugiati. Il Presidente è tornato ancora a puntare il dito contro l'Europa. Dobbiamo preventivare e programmare che questo cambio di fisionomia ci costringe inevitabilmente a riprogrammare che so, la sanità, piuttosto che i servizi educativi, i servizi sociali e molto altro ancora. C'è un comitato di pietra che è l'Europa, ve lo dice un europeista convinto, ma è innegabile che oggi l'Europa sia totalmente assente. E io penso che l'Europa fa l'Europa, ormai è un'Europa stagionale, no? Come gli stagionali, cioè è lì che aspetta che finisca l'estate così il problema poi lo riaffrontiamo il prossimo anno, tanto gli italiani qualcosa faranno, ma noi non possiamo diventare il ventre molle dell'Europa e questi migranti quando arrivano a Lampedusa hanno coscienza di essere arrivati in Europa, non in Italia, in Europa. E un attacco frontale proprio al governatore Luca Zaia, arrivato nel pomeriggio con una nota da parte di Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. Zaia parla sempre più spesso di flussi migratori, tema sul quale le regioni non hanno competenze dirette né tantomeno strutture per l'accoglienza, mentre non affronta mai il grande tema della sanità e del sociale che dipende proprio da lui. Quando tutto andava bene era merito della regione, ora che ci sono evidenti criticità sarebbe colpa dello Stato. È la regione che deve aiutare RSA e IPAB a calmierare i costi delle rette che sono sempre più alte e ricadono su anziani e famiglie. È la Regione, conclude, che deve risolvere il problema delle liste d'attesa. Poco fa è arrivata anche la nota delle opposizioni in Consiglio regionale che chiedono a Zaia di riferire in aula. Sta emergendo un quadro disarticolato dell'accoglienza sul territorio, ci sono forti dissidi politici tra governo, regione e nazione. Cambiamo ora argomento, parliamo di autonomia. Oggi il governatore Zaia ha fatto il punto, sentite. Ma al momento non ne vedo, l'ostruzionismo è un'altra roba, cioè bloccare, rispedire, non fare il lavoro, ma questo disegno di legge sta andando avanti, quindi il Ministro lo porterà in porto e si arriverà alla votazione. La preoccupazione è vedere il testo fino. Spero di sì, ci sono tutti i presupposti perché si chiuda prima di fine anno, a settembre potrebbe essere un buon mese. I toni sono morbidi, ma il messaggio è chiaro, soprattutto guardando all'imminente riapertura delle Camere, dove la discussione sul disegno di legge per l'autonomia differenziata dovrebbe entrare nel vivo dopo la pausa estiva, ma soprattutto dopo le tensioni registrate all'interno della maggioranza con l'emendamento di Fratelli d'Italia presentato e approvato sui LEP, ovvero i livelli essenziali di prestazioni che dovranno essere garantiti da nord a sud. Il testo originario del ministro leghista Calderoli prevedeva bastasse un DPCM, ovvero un provvedimento del governo per definirli. Ora con l'emendamento dei meloniani servirà l'ok del Parlamento, una differenza di forma e di sostanza, ma per Zaia i conti si faranno alla fine. È ragionevole che tutti esprimano le proprie perplessità, le proprie proposte e le proprie aspettative, però alla fine vedremo il testo di legge finale che verrà approvato e poi le dirò se c'è stato ostruzionismo o c'è stata solo preoccupazione. Nel frattempo, dal 1 settembre, i dati economici del Veneto, utili alla trattativa, saranno anche messi online a disposizione di tutti. L'altra questione aperta, strategica per il territorio, è quella del colosso Intel, che nei mesi scorsi sembrava intenzionato ad aprire una nuova fabbrica di semiconduttori a Vigasio, nel Veronese. Non ci sono aggiornamenti, ha riferito il governatore, ma il dialogo con la società è confermato. E questo nel giorno in cui il Veneto non dimentica la tragedia di Falco a Riogere a Cortina. Sono passati 14 anni da quando l'intero equipaggio perse la vita. Dario, Fabrizio, Marco e Stefano rimarranno per sempre parte della storia delle nostre Dolomiti e del Veneto. Il messaggio di Zaia. E oggi a Palazzo Balbi anche l'assessore alla sanità ha parlato della carenza di medici di base.
Oggi c'è una carenza legata a tanti fattori, non principalmente alla programmazione, perché noi sappiamo che abbiamo una programmazione con i vari corsi che sono in itinere, dovrà partire anche il nuovo corso con 204 nuovi posti che ci porterebbe a fine 2025-2026 con più di 800 medici che escono dal corso di formazione. Poi bisogna capire se noi riusciamo ad agganciare tutti questi medici e quindi si sta lavorando sicuramente in un duplice binario, quello anche delle forme organizzative, ossia dell'organizzazione, per far sì che questa sia una professione sempre più appetibile. Cambiamo decisamente argomento perché ammontano a circa 30 milioni gli interventi che l'amministrazione comunale di Venezia sta mettendo a gara o sta eseguendo per il ripristino delle rive danneggiate. Da Riva Sette Martiri arriva a Contarini, dove ancora si vedono le ferite lasciate aperte dall'acqua granda del novembre 2019. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha visitato alcune zone del centro storico di Venezia, dove l'amministrazione comunale sta già intervenendo con un finanziamento da 30 milioni di euro per risanare le rive danneggiate dall'alta marea eccezionale di circa 4 anni fa. Ecco l'appello del primo cittadino. Tutta la riva che vedete è tutta quanta scivolata giù e con proprio quei fondi che ci sono rimasti di legge speciale stiamo intervenendo con urgenza ovviamente. Finita la gara adesso affidiamo il cantiere, 300 giorni di lavoro, verrà parancolata questa riva, verrà asciugato dentro l'acqua, viene ricostruito tutto e la riva tornerà come prima, praticamente viene ricostruita tutta quanta alla fondamenta perché l'acqua sotto erode e dopo la fa crollare, come vedete voi, con anche tutto sommato il rischio poi di incolumità per le persone. Dunque l'appello rivolto in primis al governo, a cominciare dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. I fondi stanziati a titolo di rifinanziamento della legge speciale per Venezia termineranno infatti il prossimo anno, ultima tranche del lotto di 285 milioni di euro messi a disposizione nel 2017 dall'allora governo Gentiloni su interessamento in prima persona del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La richiesta unitaria trasversale del Consiglio Comunale di Venezia parla chiaro, già proposta nel 2020 al governo Conte e reiterata negli anni successivi, per conferire al Comune di Venezia 150 milioni di euro per i prossimi 10 anni. Ecco perché chiediamo il rifinanziamento della legge speciale, perché questa roba qua non sono danni voluti da nessuno, sono danni del tempo. Non è neanche un canale particolarmente navigato, insomma, per cui è necessario che il governo capisca l'importanza del rifinanziamento della legge speciale. E ora qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. In primo piano ancora una volta la cronaca in concomitanza all'avvio della mostra del cinema e con il conseguente aumento della frequentazione del Lido è stato effettuato l'ennesimo blitz di contrasto al commercio ambulante abusivo. All'operazione, la 35esima di quest'estate, hanno partecipato anche agenti in borghese che hanno affiancato i quad. Complessivamente nascosti tra i cespugli sono stati sequestrati quasi un centinaio di ombrelloni, decine di teli da mare, brandine e stuoie. Individuati inoltre sanzionati i 2 venditori stranieri, 5.000 euro di multa ciascuno, e entrambi è stato impartito l'ordine di allontanamento. Cambiamo ora argomento e parliamo del grande caldo africano e da record in questi giorni anche a Venezia. Sono le ore più calde dell'estate 2023. L'anticiclone subtropicale africano sta raggiungendo l'apice proprio in questi giorni anche sulla nostra provincia. Lo stato di allarme climatico per lo stato di disagio psicofisico è stato prolungato fino al 24 di agosto dal Dipartimento di Protezione Civile del Veneto. Fino a sabato insisterà l'anticiclone subtropicale africano che è responsabile di questa fase particolarmente calda. In effetti le temperature sono molto sopra la media e continueranno ad esserlo appunto fino a sabato. Afa e temperature roventi dureranno fino a sabato, non ci sarà tregua nemmeno nelle ore notturne. Temperature attorno ai 36, 37, 38 gradi, anche 39 localmente per quanto riguarda i valori massimi. E il problema è che anche le temperature minime non saranno molto sopra la media e difficilmente scenderanno sotto i 20 gradi.
e nei prossimi giorni arriveranno a essere attorno anche ai 23-24 gradi, quindi sarà parecchio caldo rispetto alla norma anche durante le ore notturne. Per trovare un po' di refrigerio bisognerà attendere la domenica. Tra domenica e lunedì l'anticiclone cederà anche sulla pianura e quindi si comincerà ad avvertire una diminuzione di questo caldo anomalo. Poi l'estate dovrebbe mantenere temperature nella media, ma questa ondata di calore per intensità batte quella che si era verificata nella seconda metà di luglio. Cambiamo decisamente argomento perché a poche settimane dalla ripresa dell'attività didattica l'assessore alle politiche educative Laura Besio fa il punto sulle novità più significative del nuovo anno scolastico. Tariffe invariate dunque senza alcun aumento per gli alunni delle scuole comunali a Venezia e Mestre, lo conferma l'assessore comunale alle politiche educative Laura Besio. Tutte le tariffe sono rimaste invariate, così come è avvenuto in pieno Covid, quando tanti enti locali, a differenza del nostro, hanno invece aumentato le rette. Anche quest'anno noi le confermiamo, non le tocchiamo, e questo è possibile grazie a una buona amministrazione che abbiamo portato avanti in questi anni. Saranno quasi 31.000 gli alunni che dalle elementari alle superiori rientreranno in classe. A loro un buon rientro, e a tutti gli insegnanti che già in questi giorni stanno mettendo mano ai programmi, buon lavoro. Gli iscritti negli asili nido inizieranno per primi a rientrare in classe. Manca davvero poco all'inizio della scuola, che nel Veneto parte il 13 settembre, ma per le scuole comunali partiamo anche prima, i nidi già giovedì 7 e le infanzie lunedì 11. Da quest'anno per i genitori è possibile dal portale Dime non solamente iscriversi a nidi, spazi cuccioli e infanzie, non solamente richiedere l'esenzione, ma questa volta anche richiedere la possibilità di trasferimento tra scuole comunali o l'attestazione di pagamento per il 730. Altre novità per le famiglie presto in arrivo. Stiamo programmando delle giornate in cui saremo fisicamente presenti assieme ad Ames proprio in alcune strutture scolastiche per supportare le famiglie. Abbiamo anticipato a giugno per gli asili nido e le infanzie la consueta riunione dei nuovi iscritti che fino all'anno scorso avveniva a settembre, e questo per cercare di dar loro respiro con tutte le informazioni in anticipo sugli inserimenti. Parliamo ora di turismo in città. Il Lido di Venezia sarà tutto esaurito negli alberghi durante la mostra del cinema. Anche in centro storico si fa fatica a trovare posto. Comincia un periodo di altissima stagione in laguna. Dalla prossima settimana, in concomitanza con l'inizio dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in laguna alberghi, ristoranti, operatori turistici ed esercenti vivranno il classico periodo della gallina dalle uova d'oro, tutto esaurito negli hotel del Lido di Venezia fino al 9 settembre. Anche in centro storico sarà pienone. Nel primo weekend di settembre inizia così il periodo dei grandi eventi veneziani. Mostra, ma non solo, anche la regata storica, come spiega il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa. Sono settembre e ottobre i mesi della grande stagione veneziana, e quindi con i primi giorni di settembre riprendono le prenotazioni che ci porteranno durante il weekend al quasi tutto esaurito e a tassi di occupazione superiori all'80% negli altri giorni. I grandi eventi porteranno dunque movimento in città. Le previsioni peraltro sono positive fino a fine anno, e poi c'è il grande problema del 2024, dove il grande punto di domanda sarà quello se la spesa dei turisti continuerà. Ci sono stati degli aumenti della spesa per vacanze, per turismo, per ristorazione, che in tutto il mondo è esploso, un aumento veramente incredibile. Alcuni punti interrogativi, ma anche grande soddisfazione per questa stagione 2023 da incorniciare. Ci stiamo attrezzando per avere una chiara situazione, interrogando tutti i nostri soci. Intanto gustiamoci questo 2023 che sarà veramente da incorniciare. Da Venezia è davvero tutto, vi lasciamo ora le previsioni del meteo. Grazie per averci seguito, una buona serata qui su Antena 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
Benvenuti al Meteo. L'anticiclone africano arroventa il nostro territorio. Sempre bel tempo e caldo, con una lieve instabilità sull'arco alpino. Il dettaglio di mercoledì 23 agosto. Sul Veneto tanto sole con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità pomeridiana sulle Dolomiti, anche con qualche breve temporale. Temperature pressoché stazionarie e sempre bollenti, minime fino a 26 gradi, massime con punte di 37 gradi e clima molto afoso. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato con cielo limpido. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di qualche isolato rovescio sulla zona montana. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 36-37 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche disturbo pomeridiano sui settori settentrionali. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime sui 36-38 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.